Sì, di questo io avevo già parlato sia con l'assessore Pizzimenti che con la direzione durante una quarta commissione consigliare nel novembre del 2020. Eravamo in telematica, credo fosse novembre, ma probabilmente era sulla discussione della legge di stabilità. In quell'occasione l'assessore Pizzimenti e, ripeto, la direzione ci avevano assicurato che i lavori dovevano essere addirittura già iniziati, se non appunto diciamo iniziati a breve da quei giorni. Sono passati quasi 8 mesi e sul cantiere ancora non si vede nulla. C'è stato anche recentemente, so che ha partecipato anche lei, Presidente, un incontro su questo tema, perché ovviamente sia le amministrazioni locali che i cittadini sono sì preoccupati e interessati ad avere un ponte nuovo e quindi cercare di capire quando potranno utilizzare questa nuova infrastruttura, ma iniziano a essere preoccupati anche per la tenuta del Ponte Vecchio, perché evidentemente se noi vogliamo fare un ponte nuovo, qualche motivo ogni tanto c'è. E allora noi abbiamo presentato questa IRI per chiedere, e questa volta diciamo in maniera anche ancora più ufficiali, quali siano le motivazioni che hanno portato al fermo dei lavori di questo nuovo ponte, i tempi di ripresa dei lavori, quindi se è previsto che o se c'è una data in cui il cantiere verrà riaperto, quali saranno gli ulteriori costi stimati, chi dovrà pagarli, anche perché questo credo che non sia un Consigliere tema Fergo, secondario, e come detto, sia le condizioni del vecchio ponte, magari capire anche quali sono le responsabilità di tutto questo. grazie. Grazie. Prego, assessore Roberto. E avrete un po' di pazienza perché la risposta che mi è stata preparata dall'assessore Pizzimenti è molto complessa, ma come la domanda e le criticità che ci sono nella domanda. Allora, le motivazioni che hanno portato al fermo dei lavori, partiamo da questo. 19 dicembre 2018, durante l'operazione di getto della soletta sul ponte sul torrente Torre, un tubolare costituente il suo impalcato metallico ha improvvisamente accusato una rottura. I primi approfondimenti tecnici condotti per individuare la causa della rottura hanno individuato nelle inadeguate caratteristiche meccaniche del tubolare, difformi da quelle della documentazione di qualificazione del tubolare stesso prodotta dall'appaltatore, la probabile causa della sua rottura. Pertanto è stata disposta per motivi di sicurezza la sospensione dei lavori. Contemporaneamente è stata avviata la progettazione di una complessa campagna di indagini volta ad individuare la presenza di eventuali altri elementi non conformi all'interno dell'impalcato metallico, che si ricorda essere formato da 1068 tubolari e centinaia di altri elementi metallici tra travi e angolari. L'effettuazione di tale campagna si è resa necessaria per individuare tutti gli elementi eventualmente da sostituire, onde assicurare la massima sicurezza del ponte una volta ultimato e conseguentemente poter decidere la modalità di intervento più opportuna anche per evitare possibili sprechi. Nel corso di tale campagna è stato condotto anche un accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Trieste. I due consulenti tecnici nominati dal giudice al termine dell'accertamento, avviato ad ottobre del 2019, durato quasi un anno in ragione della complessità dell'argomento tecnico, hanno effettivamente individuato nelle caratteristiche meccaniche del tubolare poste in opera dell'appaltatore le cause della rottura. Hanno altresì condiviso la campagna di indagine avviata e ne hanno anche individuato il necessario completamento. La campagna di indagine si è infine conclusa a marzo del 2021 dopo aver condotto circa 3.300 prove non distruttive in situ e circa 400 prove distruttive che hanno comportato il prelievo di campioni in situ ed il loro esame in laboratorio. La campagna di indagini è stata condotta dall'Istituto Italiano Saldature di Genova, che si è avvalso anche del laboratorio materiali dell'Università degli Studi di Genova. La campagna ha consentito di individuare 335 tubolari su 1068 che presentano caratteristiche meccaniche non conformi e che pertanto devono essere sostituite. Tutte le travi e gli angolari sono risultati invece rispondenti alla norma.
Sulla base di tali risultati, l'appaltatore ha redatto il progetto esecutivo di sostituzione di ciascun singolo tubolare che è stato trasmesso a fine giugno 2021 al commissario delegato per l'emergenza dell'autostrada A4, stazione appaltante dell'opera, per condurre le valutazioni tecniche di competenza. In particolare, il progetto è attualmente all'esame del direttore dei lavori e dei consulenti strutturali. A seguire sarà sottoposta all'attenzione del collaudatore statico e quindi del competente organo tecnico della Regione. A questo punto potranno essere avviati i lavori di sostituzione dei tubolari non conformi. I tempi di ripresa dei lavori. È ragionevole ritenere che l'iter di verifica del progetto esecutivo di sostituzione dei tubolari possa essere concluso nel corso dell'autunno e quindi i lavori di sostituzione dei tubolari possano essere avviati entro l'anno. La complessità delle operazioni di sostituzione, pertanto la complessità del progetto, impongono comunque la massima attenzione nell'esame del progetto. Va precisato infatti che i lavori di sostituzione sono molto complessi in quanto, contrariamente a quanto si potrebbe credere, non è possibile tagliare un tubolare e saldare quindi un nuovo tubolare al suo posto. Infatti al momento del taglio le tensioni presenti sul tubolare eliminato verrebbero normalmente ridistribuite nel resto della struttura, lasciando scarico il nuovo tubolare successivamente saldato al suo posto. Per ogni tubolare è pertanto necessario montare preliminarmente dei martinetti idraulici che assumano su di loro la tensione di trazione o compressione del tubolare. Solo a questo punto il tubolare ormai scarico può essere sostituito. Con il successivo decarico del martinetto, il nuovo tubolare ritornerebbe quindi soggetto all'originale tensione. Tale operazione di elevata complessità tecnica da ripetere 335 volte richiede tempi importanti per la sua corretta esecuzione ed è pertanto possibile prevedere che la sostituzione dei tubolari duri circa un anno. Gli ulteriori costi stimati per il proseguimento dei lavori. I costi dell'intervento di sostituzione di tubolari non sono stati approfonditi dalla stazione appaltante in quanto competono all'appaltatore, il quale ha posto in opera materiali non conformi ai requisiti di progetto e alla norma tecnica vigente. Pur il costo della campagna di indagini rimane in capo all'appaltatore. Le eventuali responsabilità. L'accertamento tecnico preventivo condotto presso il Tribunale di Trieste ha individuato nei tubolari per i quali risponde l'appaltatore la causa della rottura, mentre non ha individuato responsabilità in capo alla stazione appaltante. Sulla base degli approfondimenti tecnici condotti immediatamente dopo la rottura del tubolare, il commissario delegato per l'emergenza, che riveste il ruolo di stazione appaltante, ha ritenuto opportuno presentare un esposto alla Procura presso il Tribunale di Udine per valutare la sussistenza di possibili cause di reato da parte dei soggetti coinvolti nella vicenda. Condotte le indagini del caso, il Tribunale di Udine ha avviato un procedimento penale tuttora in corso nei confronti dei due soggetti estranei all'appaltatore e alla stazione appaltante. Le condizioni del vecchio ponte. Il ponte attuale sul torrente Torre lungo la strada regionale Udine 50 a Chiopri-Viscone non presenta particolari criticità a livello statico. Alcune parti ammalorate dell'impalcato sono state ripristinate, le pile sono in buono stato di conservazione, il sistema di fondazione principale, basamento e pali è ancora efficiente. Tuttavia il crollo parziale della soglia posta a valle del ponte ha determinato un abbassamento del piano delle ghiaie, con la conseguenza che il basamento delle pile non ha sempre un ricoprimento completo dalle ghiaie. Talvolta resta scoperta la parte terminale dei pali in occasione di eventi di piena del torrente. Per questo motivo è stato sollecitato il ripristino della soglia al competente servizio difesa del suolo nonché alla protezione civile. Inoltre, in via cautelativa è stato imposto un limite di portata per il transito dei mezzi a 30 tonnellate e vengono effettuati maggiori controlli dopo ogni evento di piena. Si precisa anche che i micropali ammalorati visibili in corrispondenza di alcune pile non costituiscono il sistema di fondazione principale, che è invece costituito da pali di maggiore diametro posti sotto il basamento delle pile. E comunque è fortemente auspicabile il ripristino in tempi brevi della soglia posta a valle del ponte, in modo da poter evitare che il piano delle ghiaie subisca eccessive variazioni e che la sommità dei pali non resti possibilmente mai scoperta. Grazie, prego. Sì, allora, ringrazio l'assessore Roberti per l'esaustiva risposta, anche per esserci in qualche modo interessato a materia ovviamente non di sua competenza, ma credo che comunque questa sia materia di competenza di tutti, soprattutto in questi mesi e appunto Presidente, parlavamo venerdì anche degli appalti nella nostra regione, la semplificazione e quant'altro, poi vede che un cantiere come questo ha, diciamo, stando a quelle che sono state le informazioni che ci ha appena riferito anche l'assessore, prima del 2023 non lo vedremo realizzato. Ed è stato, quindi più o meno, diciamo che ci è voluto una decina d'anni
o ci vorrà, sempre che tutto vada a buon fine e nei tempi previsti e stabiliti, che mi sembrano comunque ancora abbastanza lunghi, anche per quanto riguarda tutte le valutazioni tecniche e anche la delicatezza dell'intervento. Ci tengo solo a ribadire, o meglio a precisare, che quando parlavamo di eventuali responsabilità, ovviamente non c'era nessun riferimento alla stazione appaltante, perché su questo ci mancherebbe altro, e ovviamente vedremo cosa verrà stabilito per quelle che sono invece le responsabilità imputate ad altri. E sarebbe interessante chiedersi se l'amministrazione regionale intende costituirsi parte civile in quel processo, anche perché io credo che, a parte i disagi che ci ha appena in qualche modo ricordato anche l'assessore, quindi limitazioni al traffico pesante, poi sarebbe da capire quel traffico pesante dove verrà in qualche modo consigliere Selvo. destinato. È chiaro che la popolazione sta avendo sicuramente dei disagi notevoli, così come anche la regione. Pertanto questo sarà sicuramente oggetto di valutazione, pertanto ringrazio della esaustiva risposta.